Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Oggi andremo a vedere come ho costruito l'enclosure per il Laser Master 2 Pro della Ortur. Le caratteristiche di questo enclosure devono essere principalmente tre: essere super compatto, quindi ingombrare il meno possibile, essere efficiente da ogni punto di vista e terzo, deve avere qualcosa di unico, che è il portellone. Dopo vediamo come l'ho fatto. Bene, allora questo è il piano di come verrà l'enclosure, che avrà questa forma qui. Ho utilizzato due pannelli di riciclo da cui verranno fuori la maggior parte dei pezzi, avendo tutto questo qua poi come scarto. Il pezzo da cui cominceremo è questo qua, facendo il frontale che poi andrà adattato al laser come mascherina frontale. Utilizzeremo del semplicissimo multistrato di betulla da 10 mm. Primo fail. Ok, primo errore già fatto sulla misura. Non risulta più 39 ma 38.7 lo spessore fatalità della lama, perché se ricordate poco fa ho tagliato il primo pezzo della misura per tirare fuori questi due pezzettini e poi ho rifilato un lato per tirarlo in squadra. Questo dovevo farlo prima e non dopo, perché così ho accorciato di quella tanta misura che serve ad avere il pezzo più corto. Pensate prima di tagliare. Questo qua è il mio frontale che andrà direttamente ad attaccarsi alla base. Questo qui è l'unico pezzo che rimarrà sempre fisso qua, perché poi qua davanti metterò alcuni pulsanti che accenderanno l'aspirazione piuttosto che le luci o il laser o quant'altro. La centralina dovrò fare dei fori qua davanti per farlo uscire e basta. Per cui prima cosa smontiamo la centralina. Metto dietro questo qua per farmi da pezzo martire in modo da non rompere. Buona notizia è che tutto è fitta perfettamente. L'unica è che il 10 mm di spessore del multistrato non è a sufficienza, per cui dovrò tirarlo giù e fargli una taschina, ok, qua dentro con la fresatrice per incassare meglio questi qua. Si è infilata, questo ce l'ho, i 4 pulsanti che accendono rispettivamente laser, do corrente tramite questo, luce per vedere quello che faccio e il assist appena parte, estrazione dei fumi. Questa rimarrà fissa, ok, e tutto il resto va montato qua sopra, in modo che se ho necessità io smonto quelle 6 viti, 7, 8, 10 che siano, che fissano tutto l'enclosure alla base e lo sfilo, mentre il pannello questo rimarrà sempre fissato, ovviamente perché ho tutti i vari controlli.
sono molto soddisfatto finora del risultato. Ora passiamo alla parte più entusiasmante sicuramente di questo progetto, che non è aver fatto una scatola attorno a un laser, ma è sicuramente sagomare un foglio di plexiglass o acrilico da 5 mm, piegarlo con questi esatti angoli, mettere delle cerniere qua sopra, maniglietta, aprire, illuminazione, air assist e tutto qua dentro. Anzi, la pompetta dell'air assist è l'unica cosa che faremo separatamente, perché non voglio che dia vibrazioni a tutto il laser. Ma prima di fare questo bisogna cablare tutto l'impianto elettrico. Ecco, dopo non pochi errori, tutto l'enclosure montato con i rispettivi interruttori qua, uno che va a dare alimentazione alla centralina, 2 che va a accendere le luci, 3 che va a accendere l'air assist, la pompetta là dietro, e 4 che va a accendere la ventola di aspirazione là in fondo. Ora c'è solo una cosa che manca, è fare il coperchio qua davanti, ma ho scoperto ora l'ennesimo errore, ve lo faccio vedere. Allora, io ho progettato questo, come vi dicevo a inizio video, per essere il più compatto possibile, quindi vai in qua, gira, vai in giù e si chiude. Anche la larghezza e la profondità sono praticamente minime per farci stare il laser dentro e nient'altro. Il punto qual è? Io non ho considerato che il laser si sposta, e quindi quando il laserino viene fuori è oltre questa cosa qua. Non ho considerato che il laserino esce, quindi se ci fosse la porta qua, plexi che chiude, questo qua ci va a sbattere. Non so bene come procedere, perché non ho voglia minimamente di rifare questa cosa qua, anche perché deve essere un progetto che mi costa praticamente 0 euro. Quindi modificherò la porta e la farò semplicemente che va su e poi si chiude qua, in modo che torni a essere un parallelepipedo questo qua, e fine così. Ok, piccolo cambio di programma. Invece di fare come ho appena detto, che avrebbe praticamente tolto tutta l'unicità di questo progetto, ovvero fare un coperchio, un portellone davanti con quella forma, riflettendoci, se io aggiungo 3 cm a questi due fianchi in modo da alzare tutto, dovrebbe andare tutto per il meglio, o almeno spero. La parte quella più problematica, tra virgolette, nel senso che proviamo a piegare questo plexi da 5 mm. Ora io, come vedete, ho questo scarto che ho recuperato, beccato, per cui andrò a tagliarmi una sezione da 66 x 40-45 e poi andremo a fare. Questa qui è la macchina che mi consentirà di piegare il plexi che faremo ora, composta semplicemente da una resistenza da stufa collegata a 220, messa dentro questo canale AU in ferro, sospesa qua dal tavolo, e questi blocchi terranno alto quanto basta
il pezzo. So che è una soluzione un po' spartana, ma per il momento va più che bene. Quando il pezzo sarà alla temperatura precisa, che ci vogliono circa 3 minuti e mezzo secondo le prove che ho già fatto, andiamo direttamente là dove ho fatto un piccolo jig che mi terrà fermo tutto il plexi per piegarlo all'angolatura giusta. Non voglio fare una macchina apposta per piegare, non fare tutta sta roba qui, perché devo fare solo questo lavoro. Se viene bene e vedo che mi diverto, magari posso pensare di fare anche una macchina piegatrice del genere, un po' più strutturata, un po' più per pezzi ripetitivi, ma se ne devo fare solo uno va più che bene così. Ok, acceso, partiamo. È diventato rosso. Spero che vada tutto bene. Spero che vada tutto bene dopo le prove che ho fatto. Quindi 1, 2, 3. Ora azzeriamo. Ma dai, ma si piega a vista d'occhio. Vai in su così. Oh. A brevissimo. Ok. Time. Oddio. Ok. Toccala. Sta toccando. No. Eccolo. Madonna. Ok. Sembrerebbe. Ok. Vedete? Sembrerebbe essere andato tutto bene. Ancora un po' caldino. Ora c'è da capire che cazzo fare. Ok. Allora, via. Oh no! Cazzo! Ok, sembra venuto bene, non perfetto ovviamente, non si può aspettarsi una perfezione da una macchina così improvvisata, senza aver fatto dime o quant'altro, ma secondo me ci siamo. Ora, come vi dicevo, questo l'ho tagliato più lungo, sia di qua che in larghezza, proprio per permettermi ora di tagliarlo preciso e renderlo più giusto possibile. A questo punto vi illustro brevemente tutte le funzioni. Ovviamente qua portellone come avete visto, davanti qua c'è la centralina col cavo di alimentazione già che esce collegato, i 4 interruttori che sono accensione della centralina, accensione della luce, accensione dell'air assist e accensione della ventola di aspirazione dei fumi, mentre qua dietro abbiamo il tubo che porta fuori tutti i fumi, il tubicino dell'air assist che va collegato a una pompa esterna e l'ingresso della 220 e l'uscita per l'air assist. Queste due spine le ho recuperate da degli UPS, vedete questa qua è una di uscita, ho il suo adattatore, qua ci va la 220, qua c'è attaccato
l'air assist, così in futuro posso semplicemente andarne a comprare un altro senza modificare niente. Tubicino dell'aria compressa e tutto funziona alla grande. Bene, così si conclude anche questo nuovo progetto. Sono davvero soddisfatto perché mi è costato veramente poco, se non la maniglietta e i due cosi. Per il resto è tutto completamente riciclato. Il progetto non è ancora completo al 100% perché non mi è arrivato in tempo il tubo di scarico. Questa comunque non sarà la sua postazione definitiva, ma sarà nel nuovo studio in una postazione dedicata solamente ai laser. Grazie mille a tutti i Patreon per supportare il mio progetto e noi come sempre ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.